intervento per la posa di infrastrutture ci ha consentito di aprire un saggio di scavo piuttosto ampio, che costituisce una finestra archeologica molto importante su una delle necropoli delle realtà funerarie più grandi nate extramurarie, quindi fuori dalle mura, a partire dalla fine del VI secolo. Ci sono, come potete vedere, varie tombe. Quello che noi scaviamo è un campione, perché è una parte di questa grande necropoli che possiamo stimare accogliesse qualche centinaio di individui. Noi scaviamo un campione che comunque è significativo perché abbiamo individuato circa una cinquantina di tombe. Queste tombe sono orientate tutte est-ovest. Qui ne vedete alcune, sono attorniate da dei ciottoli che ne disegnano la conformazione, oppure sono più strutturate, quindi con ciottoli e pietre legate da malta. Queste strutturate potrebbero essere un po' più tarde, ma sempre legate alla fase longobarda più tarda, quindi all'uso più tardo della necropoli. Dunque, sono pertinenti a individui della popolazione longobarda che hanno corredi appunto che si datano a partire dalla fine del VI secolo. Ci sono guerrieri che sono stati sepolti con i segni della loro identità sociale, quindi con spade, scramasax, umboni e lance, come potete vedere in questo caso o anche quello. E anche con una croce d'oro che abbiamo rinvenuto proprio stamattina in questa tomba. Quindi sono personaggi di rango elevato. E poi ci sono anche delle donne, anche in questo caso una tomba femminile con croce d'oro che abbiamo rinvenuto in quell'area, sepolta con degli oggetti personali, un vasetto, un pettine e altri accessori. E poi abbiamo identificato anche altre tombe femminili con parti di monili. Alcune tombe sono state compromesse da interventi moderni per tagli di infrastrutture, altre tombe sono state violate in passato, però altre sono invece integre e ci permettono di capire qual è appunto la caratteristica di questo gruppo umano. E questo è un discorso molto importante per il popolamento e quindi per la fase del popolamento alto medievale di questa città. Noi siamo qui non solo per recuperare degli oggetti che sono sicuramente molto importanti e che il prelievo dei quali ci dà sicuramente una grande emozione, ma siamo qui soprattutto per capire, e questa è una grande occasione, per capire come è organizzata questa necropoli, quindi per capire la struttura, la sua composizione sociale, la distribuzione nello spazio e la sua topografia. E quindi anche scaviamo con la stessa attenzione sia le tombe con corredo sia quelle prive di corredo, perché anche le tombe prive di corredo sono relative a individui che in qualche modo sono legati al gruppo di rango più elevato, forse sono subalterni, sono dei servitori e comunque tutti quanti fanno parte di un gruppo sociale molto così omogeneo, che questo scavo ci dà l'occasione di mettere a fuoco da vicino. Ecco, forse puoi mostrare, cioè qual è l'umbone, non so se avete già visto. Questo è l'umbone. Umbone sarebbe la guarnizione dello scudo, la guarnizione centrale dello scudo. Umbone, sì, umbone perché è un'applicazione farmaconica. Dovete pensare che intorno c'era uno scudo di legno che ovviamente non si è conservato, ma si pensa che venisse deposto al di sopra proprio delle sepolture lo scudo, che era indicativo proprio del ruolo sociale del personaggio. Questo ha dei ribattini in bronzo, ovviamente la parte centrale è questa che si vede appena, è la sua immanicatura posteriore. Qui possiamo vedere una lunga lancia. Ecco, fa vedere la lancia. Qui possiamo vedere una lunga lancia e degli oggetti in ferro che fanno parte dei finimenti appunto del corredo delle armi di questo guerriero. Ecco, invece in quell'altro di guerriero sempre con un umbone che era stato deposto nella parte alta come appunto segno di riconoscimento e comunque come oggetti strettamente legati a questo defunto che è un guerriero appunto, con una croce d'oro che si vede appena, che è scivolata, si vede alla base del cranio, ma che originariamente era deposta nella parte sommitale del cranio su un velo che copriva il volto dei defunti. E come lì la spada c'è?
Probabilmente sì, ma ancora non l'abbiamo scavato. Ecco, perché normalmente il corredo tipico è scudo, spada, punta di lancia e poi qualche altro oggetto personale, ma in questo caso ancora non si è arrivati. Quindi vi aspetta un buon weekend, insomma, di lavoro. Per fortuna che il tempo è bello. E non so se si vuole vedere, no, quella non si riuscirà a vederla, la tomba femminile. Riuscite forse a fare il giro da quella parte? Pardon, scusate. Avete già? Un pettine e poi allora questa è la tomba femminile che aveva un vasetto deposto sui piedi come segno di offerta, la croce d'oro che era sul cranio, un pettine deposto appunto ai lati degli arti inferiori e anche dei denti di animale che ancora non abbiamo identificato ma che sono in fase di studio, che erano raggruppati ai piedi, che forse facevano parte di un ornamento, una cavigliera, un ornamento degli indumenti o qualcosa del genere. Scusi, si può sapere più o meno a quanti anni sono deceduti, sono morti, l'età media a quell'epoca? E questo chiediamo alla... Questa, adesso la chiamo, questa è una donna dai 25 ai 35 anni. Così giovane. Abbiamo sul cantiere la presenza di un'antropologa che identifica appunto già mentre si scava, quando è possibile, quando lo stato di conservazione dello scheletro lo permette, sesso ed età di morte. Sulla base delle ossa, quindi un'analisi delle ossa? Sì, ma ci sono anche molti giovani qui, se vedete lì infatti, quello è uno scheletro di un adolescente. Quindi qui è una composizione mista, ci sono parecchi giovani, sì, molto, quindi questo va capito, insomma, come mai questa presenza. No, perché ci sono delle differenze tra una necropoli e l'altra. La necropoli di San Mauro, che è stata scavata negli anni '80, aveva pochi giovani, un livello sociale molto elevato, ma pochi giovani. Quindi forse sono anche realtà all'interno del mondo longobardi, sono realtà diverse, poi anche delle realtà che si evolvono nel tempo, perché questa è una necropoli che deve essere durata a lungo, quindi comincia alla fine del VI, probabilmente poi va avanti, e forse queste ultime tombe qui che vedete in murature sono più tarde. Ecco, purtroppo, dopo lei può raccontare qualcosa, queste tombe in muratura che dovevano essere ricchissime sono state tutte violate in passato, forse già secoli fa, ed erano tombe che non si trovano normalmente nelle necropoli longobarde, potrebbero essere di una fase avanzata del VII secolo, e chissà che cosa avevano, perché queste fatte in muratura devono essere delle tombe molto ricche. Ecco, magari li fai vedere come erano. Qui è interessante perché si impostano due tombe una sopra l'altra. Questo è un caso interessante che ci fa capire come questa tipologia di tomba in muratura è più tarda, perché taglia una tomba precedente. Vedete qui che ci sono delle gambe ancora in posto, però allo stesso tempo la rispetta, perché questo individuo, che è un individuo anziano, era stato ridotto, cioè scelte alcune ossa e deposto sopra, e quindi era stata lasciata questa tomba e costruita questa tomba nuova, forse in nome di una relazione parentale o comunque di un rapporto di legame tra questi individui, perché vedete che non ha la recinzione questa tomba in muratura, e comunque sembra fatta a mantenere un rapporto con questa sepoltura più antica, e questo ci fa ritenere che questa tipologia fosse comunque ancora nella fase tarda longobarda, ma sempre nella frequentazione tarda di questa necropoli.